Davide Copetti, coorganizzatore di questa serata dedicata alla riscoperta della ferrovia pedemontana, tante iniziative, ce le racconti com'è nato e qual è il filo rosso che le unisce? Beh, allora, la serata è nata prima di tutto dall'impegno di due associazioni, Pense Maravè e il Comitato Pendolare Alto Friuli, a cui poi si sono aggiunte molte altre. Ci siamo però organizzati perché abbiamo deciso di andare a raccontare a tutti e condividere le emozioni che abbiamo provato quando abbiamo accolto a Gemona i due ragazzi di Roma, Claudio e Giuliano. E sostanzialmente ci siamo resi conto che hanno raccolto molto materiale, molte foto, molte storie e hanno conosciuto anche molte persone. Allora abbiamo deciso di andare ad analizzare la questione della Gimona Sacile questa sera facendo festa in stazione e raccontando anche le emozioni di questa linea, non solo questioni economiche o ingegneristiche. Ho visto, avete anche raccolto una bellissima mostra fotografica che poi immagino rimarrà visibile per un po' di tempo qui in stazione. Sì, abbiamo una mostra fotografica che è divisa in tre sezioni. Abbiamo una sezione storica che ci è stata data dal gruppo Vapore Vivo, che ringraziamo, una sezione sullo stato attuale, che sostanzialmente sono le foto di Claudio e Giuliano, che oltre ad essere bellissime perché fanno foto riguardano il territorio e l'infrastruttura assieme, e poi una sezione rivolta invece verso il futuro che tratta quindi i progetti di rinnovo della stazione di Gemona e di sviluppo futuro della ferrovia Gemona-Sacile, creata da degli architetti che si sono specializzati in questo. Quindi.